Giuseppe Sbalpiero, Presidente della Convergenza del Veneto. Presidente, una iniziativa grandiosa degli alimentaristi della Convergenza del Veneto qui al Parlamento del Bruxelles. Sono stati apprezzamenti da parte di tutti, siamo venuti a far assaggiare dei prodotti tipici straordinari e abbiamo fatto vedere anche un'organizzazione straordinaria. Lei ne è a capo e abbiamo chiesto anche qualcosa però all'Europa, oltre che fargli gustare i nostri prodotti. Cosa? Beh, innanzitutto complimenti perché il prodotto è veramente eccezionale. Noi chiediamo semplicemente la salvaguardia della nostra cultura e della cultura dei nostri prodotti, perché non è continuamente facendo leggi nuove e impedendo di continuare a lavorare in questa maniera che si crea economia. Io credo che la logica delle scatolette sia una logica interessante, ma non può valere per tutto il mondo. Il turismo non viaggia con le scatolette, viaggia con i cibi locali. Noi dobbiamo difendere questi cibi locali. Mi pare che la nostra presentazione sia stata apprezzata tantissimo. Lei crede che l'alimentare possa essere un'iniziativa pilota anche per altre lavorazioni italiane che hanno problemi con l'UE? Beh, innanzitutto l'alimentare è il veicolo migliore per il turismo. Noi viviamo di turismo, dobbiamo vivere sempre di più di turismo, quindi sarà una nostra battaglia. Ma non ci fermiamo a questo. Abbiamo il legno, abbiamo la meccanica, abbiamo il made in, che fa tanta fatica a essere capito, anzi, più che fatica, c'è molta convenienza a non capirlo. E allora cerchiamo di approfondire anche questi temi. Questo è stato un esempio grandioso.